quotidiana che si intitola Protagonisti e percorsi. Prima di entrare nel merito del perché abbiamo scelto di intitolarla in questo modo e di spiegarvi quali sono, quali saranno insomma, i protagonisti di questo pomeriggio, volevo ringraziare tra gli altri, insomma, in particolare l'associazione di Visione Acqui, sia nella sua forma nazionale, quindi attraverso la presenza del presidente della signora Bettini, e sia attraverso la sua forma più locale che ci interessa direttamente nella sezione di Padova e Venezia con a presidente Carlo Volpina. La loro insomma, collaborazione ci ha permesso di essere qui oggi, quindi li ringrazio e speriamo che sia una collaborazione iniziata oggi ma che possa proseguire anche nel tempo, quindi grazie. In breve vorrei parlarvi un po' del senso dei convegni, perché in realtà ci troviamo qui oggi, ma è il secondo convegno veneziano che è stato dedicato al tema di Cefalonia e Corfù in particolare, ma insomma alla Grecia e alla sua occupazione e alle sue conseguenze del dopo 8 settembre in generale. Infatti si è partito con il convegno di Mestre dell'aprile di quest'anno, che ha voluto indagare i fatti e inquadrarli in un sistema più ampio, quindi non partire solo dall'8 settembre ma vedere come si è arrivati all'8 settembre e iniziare a capire perché i fatti si sono svolti nel modo che noi poi conosciamo. Da questo siamo arrivati invece al convegno di oggi, che intreccia i fatti con la memoria. Perché? Perché in realtà 70 anni sono passati e non sono passati solo in attesa di un anniversario, ma sono 70 anni densi di avvenimenti che, se presi singolarmente, possono sembrare quasi episodi di cronaca. Se invece si comincia a vederli, a leggerli nella loro complessità, si capisce che da Cefalonia 1943 ad oggi 2013 si tratta di una nuova storia, cioè un percorso storico, e quindi un percorso storico dedicato, dove ha visto come protagonisti gli studi, i casi giudiziari, e purtroppo non abbiamo potuto trattare anche quella che ormai è forse anche la più conosciuta, la memoria svolta dai film e dalle interpretazioni cinematografiche, per poi arrivare a chi si è occupato direttamente in questi anni di memoria, e sarebbero, a nostro avviso, i protagonisti. E i protagonisti in varie forme. Chi sono? Sono naturalmente i reduci, che poi hanno costituito queste associazioni, che negli anni e in modi diversi hanno portato avanti il ricordo dei fatti di Cefalonia e delle persone morte a Cefalonia, ma anche di quelle che sono tornate. In particolare io vorrei soffermarmi su una figura particolare di reduci, che sono i figli, perché in sostanza i figli dei caduti, come abbiamo potuto vedere nel video proiettato prima della pausa per il pranzo, si sono come sobbarcati il ruolo privato prima e pubblico poi di mantenere viva quella che sarebbe stata la memoria dei padri che in molti casi non sono nemmeno stati conosciuti. Come e perché si sceglie di mantenere e di portare questo peso di fine? Perché non è un peso semplice, e soprattutto come si sceglie di farlo interagire in una società che ha molteplici aspetti e molteplici dinamiche, come abbiamo visto stamattina. Non è semplicemente ricordare, partecipare alle commemorazioni, anche se queste stesse sono una parte importante del percorso, ma come in tutti questi anni si
sviluppa e si adegua e in qualche modo incide nella memoria collettiva di una nazione la scelta di questi figli reduci, come secondo me è significativo anche denominarli. Quindi la prima domanda che vorrei insomma porre in questa sede è perché uno può dire, perché sentono la mancanza del padre, ma allora tutto questo sarebbe rimasto legato alle mura della famiglia. Invece, se siamo qui e se parliamo di associazioni, se parliamo di memoria, è chiaro che questa memoria si è allargata e ha influito sul percorso dell'identità nazionale in qualche modo. E la seconda domanda è come? Cioè come hanno agito, come hanno scelto di agire. E ecco che qui introduciamo l'altro tema del percorso. Noi cercheremo di proporre al vostro ascolto questo pomeriggio 3 percorsi diversi. Un percorso che appunto si svolge molto dentro l'associazione, quindi cos'è lavorare dentro un'associazione, in questo caso l'associazione di Visione Acqui, qual è il senso, come si lavora, perché. E invece un altro aspetto è rielaborare il lutto attraverso la ricerca degli studi, studiare la vita del padre, quindi avere sempre questo bisogno di non solo fermarsi alla tappa della memoria, ma andare nel particolare a vedere passo dopo passo, lettera dopo lettera, cosa e come sono stati gli ultimi anni della vita di un padre, e poi nella terza prospettiva come inizialmente invece questo lutto si viva all'interno delle mura familiari e solo più tardi si sceglia di portarlo fuori. Quindi la nostra intenzione era proprio quella di presentarvi oggi, partendo da Mestre in aprile e arrivando ad oggi, un percorso, il percorso degli studi, i fatti, come questi si legano poi alla memoria e come questa incida nella quotidianità della gente, nella percezione della gente. Ecco, l'avviso insomma è pensare adesso a questi soggetti come dei soggetti storici, cioè sono passati 70 anni e ci sono state delle evoluzioni. Studiamo i fatti, studiamo anche come questi poi sono stati ricordati e hanno inciso sulla memoria nazionale. Perciò, benché sappiamo benissimo che sia un episodio legato al passato, vorrei lanciare questa domanda provocatoria che è: la Cefalonia del 1943 è la stessa che noi vediamo oggi nel 2013? E con questo vi ringrazio e passerei la parola alla prima relatrice di questo pomeriggio, che è appunto la Presidente Nazionale dell'Associazione di Visione Acqui, Graziella Bettini. A lei abbiamo affidato questo compito di portare avanti l'intervento titolato Il significato della memoria, il ruolo e le iniziative dell'associazione. Grazie. Grazie per le parole e spero di essere all'altezza di risolvere tanti di questi interrogativi. Anzitutto a nome mio e di tutta l'Associazione Nazionale di Visione Acqui, Cefalonia Corfù, associazione che rappresento, desidero ringraziare vivamente i promotori del convegno di Wesel, il Centro Tedesco di Studi Veneziani, l'AMPI provinciale di Venezia e tutte quelle autorevoli istituzioni amministrative e culturali che hanno dato il patrocinio, l'adesione e il sostegno per la realizzazione di questa importante giornata, rivolta tutta a tramandare la memoria dei tragici eventi della divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel 70° anniversario. Vorrei salutare poi con gratitudine gli storici, tutti presenti,
e un saluto affettuoso alla cara amica professoressa Carla Tognato, presidente onoraria della sezione dell'ACI di Padova Venezia, e al dottore Carlo Volpin, presidente della stessa sezione, a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti. In questa seconda sessione pomeridiana del convegno, dopo che la mattinata è stata dedicata alla memoria che si fa storia, mi trovo a fianco non di storici, ma di figli di caduti della divisione Acqui, come me. Io penso che affrontando un'esistenza senza padre, senza la sua guida, senza il sostegno della sua mano, quasi sempre tra difficoltà economiche, si siano posti o poste le domande che io stessa mi sono posta. Perché fecero quella scelta? Cosa li spinse a immolarsi, nonostante i figli piccoli che pure amavano teneramente? E credo che noi, figli e figlie di caduti, abbiamo trovato proprio in quelle scelte dei nostri padri la risposta ai grandi nostri perché. Scelte che venivano dalla loro coscienza, improntata al rispetto per la dignità propria e per quella della patria. Quelle scelte erano ispirate al senso dell'onore, alla fedeltà al giuramento prestato. Quelle stesse scelte sono divenute la memoria di noi figli e ci siamo adoperati per onorarle. Non diverso è il cammino che l'Associazione Divisione Acqui ha compiuto fin dalla sua nascita nel 1946, lottando per mantenere la memoria dei suoi soldati nel silenzio di un'Italia dimentica del loro sacrificio. Ed anche oggi, rinnovando la memoria della Divisione Acqui nel 70° anniversario di quei fatti a Cefalonia e Corfù, noi vogliamo far conoscere, specie ai giovani, quanto è costato di sofferenze, di vite umane, il godere di un bene prezioso come la libertà. Bene che però non è dato una volta per tutte, ma va alimentato e difeso ogni giorno, perché è in primo luogo un dono associato alla vita. Vogliamo soprattutto che quel patrimonio di valori, di impegno civile e umano, possa rappresentare quel filo diretto che salda generazioni diverse. Questo dà continuità alla vita e questo fa rivivere chi è morto. Solo questo per noi è la memoria. Ma ci chiedevamo l'anno passato in qual modo avremmo potuto celebrare degnamente il 70°. E ci trovavamo, ci sentivamo pieni di responsabilità. Ma poi, come ho detto nella cerimonia del 20 settembre a Verona, la risposta l'abbiamo trovata in noi stessi. Abbiamo riattizzato il fuoco che i nostri soldati accesero nei nostri cuori ed abbiamo diffuso scintille per ogni dove. Ognuna delle 26 sezioni dell'Associazione Nazionale Acqui, 26 sezioni sparse in tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia, ognuna delle 26 sezioni si è rivolta alle istituzioni amministrative e culturali che hanno risposto con grande sensibilità, collaborando con noi, venendo incontro alle nostre richieste. Ed è stato e continuerà fino a dicembre un fiorire di convegni, cerimonie, commemorazioni, mostre fotografiche, queste ultime a Parma, Pisa, Verona, Firenze, Pozzallo, in Sicilia, Torino, Cassino, Lecco, eccetera. E il 25 aprile è stato dedicato in molte città italiane, dietro nostra richiesta, alla Divisione Acqui e ha visto come oratori ufficiali noi delle associazioni. E come ne ricordare il convegno del 18 aprile a Mestre, cui fa seguito questo a Venezia, promosso il primo dall'Università di Padova e questo, come già detto, dall'Istituto Veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea, nonché dall'AMPI, ed ancora il convegno del 18 settembre a Verona. E come non citare il 26 giugno come giorno dell'inaugurazione della mostra fotografica a Bruxelles da parte del Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz
su Cefalonia, città della pace, della solidarietà e del dialogo, in cui la prima delle 3 sezioni è stata dedicata all'eccidio del 43. E come non ricordare, come ho detto prima, la cerimonia del 20 settembre a Verona, tanti reduci, tante le autorità, tanta la commozione, anche quando il sindaco della città ha fatto dono della cittadinanza onoraria alla nostra associazione. E come non parlare del volume che sta prendendo corpo in questi tempi e che sarà edito dal Mulino con la collaborazione dell'Istituto Storico della Resistenza dei Militari Italiani all'estero, che ha sede in Arezzo, ed è opera di storici e che il Ministro degli Esteri ha cofinanziato, il Ministero degli Esteri. Entro l'anno 2013 ne verrà annunciata l'uscita. Il libro verrà presentato in molte nostre sezioni, sarà presente in tutte le librerie, così che la storia dell'Acqui e i suoi drammatici fatti verrà da tutti conosciuta. Ma l'elenco non finisce qui. Dal 6 al 13 ottobre si svolgerà il nostro viaggio della memoria a Corfù e Cefalonia. E in questa occasione, che ci vedrà di nuovo sul suolo delle isole ionie per un pellegrinaggio ai luoghi per noi sacri, sono previste, oltre a cerimonie in cui parteciperanno autorità locali, civili, religiose e nazionali, anche esibizioni di cori italiani e greci, una marcia della pace nelle 2 isole, cui si uniranno fino a Parma studenti di Cremona che hanno approfondito l'esame dei fatti della divisione Acqui. Troverà la sua conclusione poi l'iniziativa nata dal cuore e dalla mente del vicepresidente di Firenze, ed è questa: il dono alle 2 isole di 2 defibrillatori e a Cefalonia anche di un'autoambulanza, quest'ultimo curato dalla Croce Rossa regionale della Toscana. Poter contribuire a salvare delle vite sia a Cefalonia che a Corfù sarà come una restituzione a quelle popolazioni. Sarà da parte nostra un ringraziamento alla gente delle isole che in quel settembre 43 aprì le proprie case e il suo cuore a tanti soldati dell'Acqui, anche a rischio della propria vita. Va poi ricordato il processo ancora in corso, come ha detto stamani il procuratore De Paulis, e si concluderà il 18 ottobre prossimo 21 all'ex caporale Sterk, accusato di aver preso parte a Cefalonia all'eccidio degli ufficiali alla Casetta Rossa. Il processo per noi dell'Acqui, che ci siamo costituiti parte civile e siamo stati assistiti dall'avvocata Arpaia, non nasce da alcun proposito di vendetta. Va considerata anche questa una restituzione che viene dopo che il macigno dell'armadio della vergogna ha gravato sui nostri caduti, perché tra giustizia e memoria c'è un legame indissolubile, perché la giustizia, nel mentre rende oggettiva la realtà, dà vita alla memoria, ne rende incancellabile il ricordo, ne perpetua i valori. Ma l'elenco delle manifestazioni non finisce qui, ora le percorrerò brevemente. 15 settembre a Sulmona commemorazione, 20 settembre inaugurazione di un monumento a divisione Acqui a Pozzallo in Sicilia, cerimonia di commemorazione, 23-24 settembre all'Aquila, giornata di storia delle forze armate. Il 25 settembre Bari celebra il 70°, 24 settembre Catanzaro commemora le vittime calabresi delle regioni Acqui, 27 settembre incontro e commemorazione anche nelle scuole, 28-29 settembre inaugurazione a Colico di una mostra fotografica, il 17 ottobre commemorazione a Torino, inaugurazione il 19 ottobre ad Asti di un ponticello che verrà chiamato della Pace, che si trova in un parco già dedicato al tenente Bigatti ucciso a Cefalonia. E sono state prese i disegni dei ragazzi delle elementari trasformate in cartoline. Ognuno che passerà di lì, ogni adulto o bambino, prenderà queste cartoline, le manderà a chi vorrà e passeranno come il ponticello della pace. Il 12 dicembre a Torino convegno dal titolo Aggressioni vittime ribelli italiane della seconda guerra mondiale.
con la collaborazione dell'Istituto Storico, eccetera. Un'ultima segnalazione, ma non per importanza, il coinvolgimento nella ricorrenza del 70° della scuola, perché noi privilegiamo questo interlocutore. Così a Cremona, dove il liceo scientifico Gaspare Aselli per tutto l'anno 2012-13 portato avanti il progetto Cefalonia, la voce del silenzio. Così farà il liceo classico Petrarca di Arezzo nell'anno 2013-2014. Così a Rieti mi recherò per parlare il 19 novembre agli studenti di un classico. Ed infine sono stati portati avanti incontri con studenti universitari, il 15 per esempio ad Arezzo, eccetera. Spero di questo elenco di non aver dimenticato qualche altro avvenimento e spero nel contempo di aver dato il senso di quello che ha significato e significa per noi dell'associazione questo anno, il 70°, dopo che per decenni la tragedia e la nobile lezione dell'Acqui sono state dimenticate dalle istituzioni e affidate, come diceva la professoressa, solo alla memoria dei familiari dei caduti e ai reduci. Noi tutti dell'Acqui in quest'anno siamo stati mossi dal profondo, non da un sentimento di riparazione o di rivalsa, né tantomeno abbiamo desiderato che il ricordo diventasse sterile celebrazione. Abbiamo invece voluto che il nostro patrimonio, che vive e interroga tutti noi sul significato dell'essere e sul significato dell'agire, non si disperda con la scomparsa dei protagonisti, perché è patrimonio di tutto il Paese, del suo avvenire civile e democratico. E per significare tale intento, la frase che ho voluto accompagnasse il nostro viaggio della memoria suona così: dietro i nostri caduti, dietro i nostri reduci e superstiti ci siamo noi. Infine, questo è il nostro più alto messaggio nel 70°. Da quella scelta di resistenza, di onore, di dignità, di lealtà compiuta nel settembre del 1943 dalla divisione Acqui a Cefalonia Corfù, si indicava agli italiani la via del riscatto morale e politico. Da quella scelta sarebbero derivate sofferenze, dolore delle vittime e delle famiglie dei caduti, dolore che nessuno può lenire, ma attraverso quella immane tragedia nasceva la speranza della pace, che ha lo stesso volto del dolore, perché scaturisce da quel dolore. E l'associazione Acqui, con il diritto che le viene dal suo sacrificio, con la voce di tutti i reduci e superstiti, con la voce delle famiglie delle sue vittime, grida dal profondo del suo dolore che mai più vi siano guerre. Introduco invece con due parole l'intervento di Maria Trionfi, che è la figlia del generale Alberto Trionfi. In realtà Trionfi non morirà a Cefalonia, non è un generale dell'Acqui, ma è un generale dell'11ª Armata, vi comanderà le artiglierie della divisione Cagliari nel Peloponneso. E perché abbiamo scelto di coinvolgerla, pur non essendo la storia di suo padre direttamente legata all'Acqui, ma è direttamente legata alla storia dell'11ª Armata, l'armata di Grecia, che come dicevo prima è la grande cornice dentro alla quale avvengono i fatti di Cefalonia e Corfù, per cui ci sembrava giusto e opportuno non solo vedere un percorso particolare che appunto è dedicato alla storia del padre, ma anche un percorso che coinvolgesse anche il resto dell'armata perduta, dell'armata della Grecia, che soccomberà il 9 settembre in gran parte presa e disarmata dai tedeschi. Per cui lascio la parola a Maria Trionfi. Grazie. Innanzitutto ringrazio per avermi invitato qua. E poi dico, mi piacerebbe molto parlare senza dover leggere, ma mi commuovo facilmente e soprattutto potrei anche per l'emozione dimenticare parti importanti e pianificatori. Mio padre Alberto Trionfi è
nato a Iesi d'antica famiglia martigiana il 2 luglio 1892, ultimo di 4 fratelli. Dopo l'infanzia serena fu allievo della scuola militare di Modena e nel 1913 ne uscì sottotenente dei granatieri. Guerra di Libia, prima guerra mondiale, dove fu ferito 20 volte. Scuola di guerra, Stato Maggiore, comando della divisione a Napoli, sempre a Napoli capo della delegazione trasporti e sottocapo di Stato Maggiore al Corpo d'Armata di Napoli. Nel settembre 1937 colonnello al comando del 3° Reggimento Granatieri a Viterbo, guerra di Albania, e capo di Stato Maggiore della divisione Siena a Napoli, capo di Stato Maggiore della divisione Lombardia, poi nel 1941 comando della difesa territoriale di Roma e al comando del 17° Corpo d'Armata. Nell'ottobre del 1941 ebbe il comando della scuola militare di Roma.